Senta su.
Le formazioni Benvenuti cari telespettatori a questa penultima giornata del campionato di Serie A di rugby. Qui è il Panini Center di Verona, si affrontano il Verona Rugby e il Valsugana Rugby Padova. Verona che attacca da sinistra a destra in divisa antracite, calzettoni neri e pantaloncini neri, il Valsugana con la divisa bianco e blu. Vediamo, siamo già entrati nel vivo dell'azione con questo calcio a seguire recuperato dalla difesa del Valsugana, che ora prova a contrattaccare con l'apertura Roger. Vediamo ora un placcaggio di Verona che difende alto sulla linea. Vediamo Parisotto pronto, sceglie ancora il lato aperto, sfrutta il vantaggio. L'arbitro Filippo Russo ha visto un fallo, un movimento nella rack irregolare, non si è allontanato il placcatore e quindi si è arrivati a questo calcio di punizione quando è appena cominciato questo match che vede di fronte la capoclassifica del girone, il Valsugana appunto Rugby Padova, e il Verona che è la terza forza alle spalle del Vicenza. Buono il calcio in rimessa laterale di Roger. Vediamo le formazioni delle due squadre. Per il momento approfittiamo di questa rimessa laterale per dare almeno la mischia del Valsugana, che davanti schiera Michelotto, Pivetta e Canova, il capitano Pivetta, e poi in seconda Ferrari e Girardi, Pavarin, Sturaro e Grigolon in terza linea. Abbiamo rimessa laterale ben conquistata dal Valsugana, che prova ad avanzare con l'arma prediletta del drive, si incunia nel cuore dei 22 metri. Verona che cerca di resistere, chiama il tempo l'arbitro, avanza ancora, ma nel frattempo l'ovale è finito a terra. Ora lo apre per Roger, placcaggio poi di Leota, ma ancora insiste in questa lunga azione il Valsugana a riproporsi ancora sullo spazio aperto. Palla recuperata ora dalla seconda linea Ferraresi, che insiste. Verona che cerca di difendere e di assalire i portatori. Ora Valsugana che retrocede sino alla linea dei 22, mantiene comunque il possesso. Vediamo ancora che si ora sceglie il lato aperto, sfugge però la palla all'ala Leonardo Parisotto, quindi Verona che gioca con il vantaggio lieve di un passaggio in avanti. Fagioli sceglie però un calcio lungo e subito però non c'è requie in questa prima fase del match. Subito ancora l'azione con il calcio lungo di Roger, che viene recuperato da Michele Mortali, il capitano Antracite, che scarica per Palazzini, che alza un sinistro centrale che viene controllato da Mattia D'Inca, che studia il campo, poi sceglie di contrattaccare, finta il calcio, prova a penetrare, viene placcato all'altezza più o meno della linea di centrocampo. Prova ora Valsugana a insistere, a mantenere il possesso. Ancora Parisotto a studiare, poi a trovare l'assistenza di un avanti, sempre ancora di Ferraresi. Palla dietro Roger, buon passaggio, riesce con le belle mani Parisotto Leonardo a far volare il compagno sull'out, ma riesce a recuperare la difesa veronese con Isaia Leota e a sospingere in rimessa laterale il giocatore del Valsugana di Padova. Valsugana che dovevamo completare la formazione, schiera con il numero 15 Mattia D'Inca, con il 14 Leonardo Parisotto, il vice capitano con il 13 Tommaso Beraldin, a far batteria in centro ai centri con Andrea Gritti, poi Matteo Pintonello, il più giovane della formazione, con il numero 11, e in mediana Simone Parisotto con il 9 e Martin Farias Roger. Rimessa laterale ad una mano solo per Verona. Vediamo come risolve Antonio Zanatta, prova a usare il fisico per trovare un possesso pulito all'interno. Isaia Leota, ancora Fagioli, giovane mediano veronese, a dare ritmo. Mortali sceglie il piede, Bonafè, rimpallato, ma ancora ovale nelle disponibilità Antracite con Giacomo Ambrosi che tiene il possesso, va avanti. Passaggio ora per Giacchi Riedo che va a puntare Pavarin, ancora palla fuori per Mortali che finta l'azione, poi prova per vie centrali a trovare uno spazio, viene placcato, mette la palla dietro a disposizione. Fagioli sceglie ancora il lato aperto dove c'è Linda Tvala che va a penetrare in percussione, palla ancora all'esterno, Leota, una finta e torna ancora all'interno, ma coperto dalle guardie del
pacchetto e quindi deve usare alla fine il piede Mortali, alza questo up and under piuttosto corto, Mattia Zago prova ad impadronirsene, ce la fa in qualche modo, Fagioli sceglie Ambrosi che prova a tornare all'interno, un offload per ancora adesso palla che arriva a Riedo, Verona che prova adesso a spingere, si affaccia ai 22, calcio passaggio che diventa una contesa, era ben recuperata però dall'ala Leonardo Parisotto da Valsugana. L'arbitro dice si può proseguire, non c'è davvero un attimo di sosta in questo inizio tambureggiante da parte delle due formazioni. Ora Mortali prende fiato, guarda il campo, poi scarica un destro profondo che però non scavalca la difesa del Valsugana, con Farias che, anzi Roger che sceglie una touche vicino ai 22 metri, Verona che però ancora insiste con un passaggio però impreciso, davvero ingenuità, ha cercato di forzare i tempi, Eliut ha aperto subito la rimessa laterale per Edoardo Bonafè che non se l'aspettava e non è riuscito a controllare l'ovale, e quindi si partirà con la prima mischia ordinata, il primo ingaggio della partita, con Verona che schiera invece per questa formazione, vediamo il 15 scelto da Zain Ansel, con Franco Palazzini all'estremo, alle ali Bonafè ed Ambrosi, ai centri Leota e Zanatta, in batteria in regia Fagioli e il capitano Mortali, in terza linea giostrano Zago, Liut e Galvani, in seconda Parolo e Riedo e davanti Tuala, Zorzetto e Ulisses Garziera. Vediamo come va questo primo ingaggio con introduzione biancoceleste del Valsugana, con Simone Parisotto all'introduzione. Sembra avanzare la mischia veronese, riconquista il pallone e anche un calcio di punizione favorevole a Verona. Questo primo ingaggio, un po' sorpreso il Pac Patavino che si è trovato in difficoltà su questa prima mischia ordinata. La seconda spinta veronese ha costretto a rialzarsi gli avanti padovani. Calcio di punizione per Verona quando siamo arrivati al 7° minuto del primo tempo. Ancora 0-0, il punteggio si è fatto strada, un po' di sole tra le nubi, c'è stato anche qualche rovescio di pioggia nella, diciamo, fascia di primo pomeriggio, ma ora il terreno in ottime condizioni, il tempo è tornato prevalentemente sereno, temperatura sui 19 gradi, quindi condizioni ideali per le due squadre, per questo match davvero di grande intensità. Valsugana ha grandi motivazioni, questo successo eventuale sul campo di Verona spianerebbe la strada alla vittoria del girone, la conquista dei playoff per la promozione in top 10. Verona che però vuole onorare il campionato, raccogliere più punti che può, come ha detto Zain Ansel, e ora prova ad attaccare una mano, acrobatico Thomas Parolo, e poi dentro Liut, ex del Valsugana, che va a percuotere Leotta, un passaggio no look, ma riesce in qualche modo Michele Mortali a impadronirsene, però scava la difesa del Valsugana, riesce a portare la palla dietro, palla contesa, l'arbitro dice ancora lì si può giocare, l'arbitro è Filippo Russo. Vediamo Fagioli che alla fine riesce a recuperare l'ovale, Antonio Zanatta che pesta sulle gambe, ben imbragato però da due difensori biancocelesti, palla fuori per Jack Riedo, anzi Thomas Parolo. Poi ancora per vie interne un offload per Galvani, prova a guadagnare terreno Verona, dorsa ancora con Zanatta che manda all'interno Palazzini, sta giocando con tutti i suoi effettivi. Verona, Zorzetto, gran placcaggio davvero di Grigolon, eccellente placcaggio di impatto e avanzamento, la palla che schizza ma rimane ancora di Verona che insiste. Siamo all'altezza dei 10 metri, Mortali, passamano, Liut che cambia ritmo e trova un varco, cerca il sostegno di Parolo che viene placcato quando siamo per i 5 metri, Verona che insiste ancora, veloce le mani per Zanatta, Jack Ambrosi che arriva e segna la meta. Davvero bella azione di Verona nonostante l'ottima difesa del Valsugana che ha
saputo ricacciare inizialmente indietro l'offensiva Antracite, ma poi Verona ha saputo riproporsi, cambio di velocità e accelerazione di Liut che ha creato l'intervallo, il break per la palla che poi è filata veloce sulle mani di Mortali e Zanatta per alla fine la fuga vincente di Giacomo Ambrosi, che ha eluso l'avversario diretto ed è riuscito a schiacciare al di là della linea bianca per la prima marcatura del match, quando siamo arrivati praticamente al 10° minuto. E il punteggio che si sblocca con Verona che passa a condurre per 5-0 con la meta della sua ala Giacomo Ambrosi, giocatore che in questo ruolo può giocare tranquillamente anche trequarti centro, ha trovato però davvero una dimensione offensiva congeniale, sempre estremamente pericoloso, il giocatore cresciuto fin da bambino nel vivaio veronese, prima nel CUS Verona e poi nel Verona Rugby, che ha portato la prima segnatura della partita. Trasformazione ora molto angolata per Michele Mortali. E centra i pali, sembrava non perfettamente indirizzato l'ovale scagliato dal destro di Mortali, invece alla fine ha trovato una sorta di curvatura che ha sfiorato internamente il montante, tagliando vittoriosamente la traversa e portando altri 2 punti nel carniere Antracite, punteggio 7-0 quando siamo entrati nell'11°. Roger che alza questo alto drop recuperato con fatica da Verona, si ostacolano Liut, Ambrosi, un po' di confusione. Poi l'arbitro russo, torniamo dice sul primo avanti, prime regolarità, non si sono parlati, vedete che cercano di spiegarsi Enrico Liut e Giacomo Ambrosi che si danno il 5, un po' come che prima è accaduto, una piccola incomprensione che ha comportato la prima mischia della partita. Introduzione ancora a favore del Valsugana, vediamo se si è registrata sono registrati i meccanismi mischia chiusa della formazione guidata da Jason Wright. Il primo ingaggio è stato a favore di Verona. Vediamo questo secondo scontro dei pacchetti, mischia ordinata. Non ci vede chiaro, Filippo Ruzzo dice: ragazzi, dovete mantenere l'allineamento, non spingere prima, non ruotare, non mi piace così, rifacciamo. E quindi riprovano a posizionarsi. Michelotto, Pivetta e Canova contro Tvala, Zorzetto e Garziera. Simone Porisotto all'introduzione, sorvegliato da Leonardo Fagioli, mediano di mischia veronese. Non si riesce a trovare la quadra di questa mischia ordinata, appena fuori dai 22 metri, potrebbe essere anche una buona piattaforma per il Valsugana. Vedete come si sia già spostata la Matteo Pintonello, pronto a supportare Gritti e Beraldin ai centri. Stabile la mischia, palloggio rapidissimo, Roger, bell'ingresso per Beraldin, entra dentro i 22 il Valsugana, Parisotto si trova l'arbitro davanti, dice non è il caso, allora punto d'incontro, azione che riparte lentamente usando la forza degli avanti del Valsugana, per il momento bloccati sul punto dalla difesa veronese. Una palla per Girardi, azione abbastanza lenta, Parisotto forse decide di allargare il gioco, eccolo qui, passaggio per Beraldin, un incrocio per Gritti, pallone che cade e Verona che può portare pressione al piede, riesce a recuperare la palla Dinca, una bella finta a sbilanciare Bonafè, però poi scarica nelle mani proprio della difesa veronese Linda Tvala che cerca un compagno, poi si ritrova un giocatore sulla groppa e allora va a terra. Garziera, buona palla dentro per Leotta, bello riciclo per
Leonardo Fagioli che però era, come dire, sorvegliato, francobollato ed è stato portato a terra. Lascia correre, ci sembrava un passaggio in avanti a favore del Valsugana, ma non è così. Valsugana che sta crescendo nella pressione difensiva. Vediamo Verona se deve usare il piede per uscire, ma Mattia Zago invece vuole usare la propria gamba e la propria forza per andare al di là. Fagioli poi per Michele Mortali che usa il sinistro, un sinistro potente ma ben piazzata la retroguardia patavina con Roger che studia il campo, poi sciabola un destro incrociato ma sempre preda di Michele Mortali che prova ad alzare ora un calcio rimbalzante, un grabber di esterno destro che sfrutta lo spin appunto destrorso per andare al di là della linea laterale. Era corso il numero 7 Galvani, terza linea proveniente da Mantova, che voleva provare a intercettare un rimbalzo diverso, ma non è stato così. Comunque Verona che esce dalla pressione patavina, il gioco ritorna nella metacampo bianco-celeste e si riprenderà con una rimessa laterale affidata al capitano Jacopo Pivetta, ma nel frattempo c'è un water break, momento di pausa per le due formazioni. Le nubi, la pioggia si è allontanata, è ritornato il sole, è riuscito ancora un po' di caldo, ne approfittano le due squadre per un momento di ristoro, ma veramente proprio un ristoro molto breve perché il fischietto di Filippo Russo ha già richiamato i due pacchetti ad allinearsi. Sorprende con questa rimessa laterale veloce che però viene recuperata poi da Garziera che va all'impatto, mette la palla dietro per Fagioli che usa Liut, Lindatvala che va ad incornare vicino al punto d'incontro, prova ora a allargare il gioco, sceglie linee interne Michele Mortali, squeeze ball per Thomas Parolo che prova ad aggirare il primo avversario ma finisce per isolarsi, o meglio per portare una chiusura non corretta da parte di Zorzetto e Galvani. Sono andati a sigillare Mima con le braccia, l'arbitro russo l'ovale. Questo non si può fare e quindi calcio di punizione per Valsugana che quindi ha la possibilità di portarsi nella metacampo veronese. Questo calcio che però non arriva ed è catturato in una presa plastica dalla Bonafè, poi Fagioli che sceglie ancora un calcio lungo sempre nella disponibilità dell'apertura biancoceleste che alza un open under pericoloso, vediamo che si fa sotto, è l'estremo Palazzini che con coraggio, molto bravo, va a recuperare l'ovale e lo consente a Verona di giocarlo. Mortali può allargare il gioco, a palla però leggermente avanti per Liut che prova a protendersi ma gli sfugge via l'ovale, gli scivola via, non riesce. Terza linea Liut per varie stagioni al Valsugana, poi un'esperienza a Rovigo e quest'anno nelle file della formazione guidata da Zain Hansel e Mauro Mariani qui a Verona. Era buona l'azione veronese, era riuscito con una gran presa volante l'estremo Palazzini a recuperare un open under pericoloso di Roger. Mortali aveva allargato bene il gioco ma passaggio leggermente impreciso, non ce l'ha fatta Liut a trattenerlo. Mischia per il Valsugana che prima ha risolto velocemente questo ingaggio, ma adesso Verona che torna a spingere, recupera l'ovale, lo ruba Zanatta, prova a trovare spazio tra i centri, trova un varco per Liota che poi serve Bonafè che schiaccia sulle gambe, prova ad andarsene, arriva quasi vicino e ce la fa alla fine rompendo due placcaggi di forza, di volontà, di tenacia. Edoardo Bonafè a marcare la seconda segnatura veronese, le due ali Jack Ambrosi e Edoardo Bonafè a timbrare questo inizio squillante di Verona che si porta sul 12-0 in attesa del calcio di trasformazione di Michele Mortali. Anche Edoardo Bonafè è cresciuto fin da bambino nel vivaio veronese, solitamente sceglie l'illusione per provare a liberarsi, questa volta invece ha forzato sulle gambe, ha spinto sui quadricipiti, è riuscito a rompere i placcaggi dell'ala Leonardo Parisotto e di Dinca e a tuffarsi sia pure su un equilibrio incerto al di là della linea bianca. E ancora una trasformazione molto angolata per Michele Mortali. Partita molto bella con un ritmo continuo
difese che pressano, ma Verona che è riuscita a trovare finora 2 varchi che hanno comportato altrettante segnature quando siamo arrivati alla metà sostanzialmente del primo tempo, 19esimo per essere precisi, in attesa del tentativo di conversione di Michele Mortali. E perfetta anche questa angolata conversione. Michele Mortali ha eccellenti percentuali dalla piazzola e lo sta dimostrando anche questo pomeriggio. 2 su 2 e un water break questa volta un pochino più lungo. Quello di prima era forse un water break mezzo clandestino, questo invece pare autorizzato, quindi pausa per le 2 formazioni. Ne approfitta quindi Jason Wright per richiamare i suoi ragazzi per provare a rovesciare l'inerzia di questa parte iniziale del match che vede Verona avanti per 14-0, frutto delle 2 segnature delle ali Ambrosi e Bonafè e delle 2 trasformazioni del capitano Michele Mortali. Valsugana che ha saputo affacciarsi per un paio di volte nella metacampo veronese, una volta anche molto bene, ma poi ha smarrito l'ovale nella trasmissione e che poi ha subito per 2 volte la controspinta del PAC nella mischia ordinata. Quindi qualcosa da registrare nella formazione patavina. Una partita che rimane naturalmente apertissima. Valsugana è formazione di grandi risorse, che gioca un bel rugby e che quindi ora, sostenuta da un pubblico che si fa sentire qui sulle tribune del Panini Center, proverà a rimontare questo svantaggio iniziale. Verona invece che vorrà mantenere questo abbrivio vittorioso. Cresciuta bene la formazione veronese negli ultimi 2 mesi. Nel frattempo è sparito l'ovale, eccolo che arriva. Zain Ansel giocava terza linea, il calcio infatti non è stato di rimessa in gioco dei più precisi, ma eccola qui comunque l'ovale per l'apertura. Roger che alza un up and under, anzi un drop che viene recuperato questa volta da Liut, che riesce a mettere la palla a disposizione. Zorzetto, passamano per Thomas Parolo, che si accoccola e mette l'ovale a disposizione. Michele Mortali sceglie un calcio lungo che però viene recuperato dal numero 8 Grigolon, che cerca poi l'appoggio del mediano di apertura. Roger che ancora sceglie il piede, corre ancora Palazzini a recuperare il pallone, però questa volta sfugge l'ovale, non riesce come prima l'acrobazia aerea dell'estremo Antracite e quindi può insistere, ma errore di trasmissione, o meglio forse di ricezione. È sfuggita la palla alla terza linea del Valsugana e si riprenderà, però si tornerà, non ce l'ha fatta a tenerla Marco Pavarin e si torna quindi però sul primo avanti involontario, quello dell'estremo veronese Palazzini, con questa mischia ordinata. Quando siamo arrivati appunto oltre il 20esimo, giocato il primo quarto del match e siamo nel territorio tra i 10 metri e i 22 della metacampo veronese, con introduzione a favore del Valsugana. Disponibilità dell'ovale per Parisotto, Simone Parisotto. Valsugana che soffre ancora e subisce ancora un calcio di punizione davvero performante. La mischia chiusa veronese in queste prime battute del match, 2 calci di punizione conquistati in questa fase di conquista e poi altri 2 palloni rubati, e quindi Verona che può recuperare il possesso. Calcio teso, ricerca la lunghezza. Michele Mortali guadagna una trentina abbondante di metri e sposta il gioco non lontano dalla linea dei 22 metri del Valsugana di Padova. Ovale nella disponibilità di Zorzetto, finora poche le rimesse laterali, l'unica forse lanciata da Verona è stata arpionata, anzi le 2 arpionate da ambedue da Thomas Parolo.
Vediamo muoversi ancora il centro del line out. Ed è ancora però Liut, questa volta in terzo blocco a recuperare l'ovale, finisce poi a terra, Ovale ripulito. Calcio di punizione, vediamo se Verona sceglierà di andare per i pali o per una rimessa laterale avanzata. Ferma il gioco Filippo Russo perché c'è un giocatore che è rimasto a terra, ci sembra Mattia Zago, o forse sì, Mattia Zago, che è rimasto sofferente a terra in questo contrasto. Per terra c'è anche un altro giocatore veronese, ma ci sembra Liut, Zago e forse Garziera. È stata una conquista sul terzo blocco da parte di Liut, un primo impatto e poi il tentativo di controbreak da parte del Valsugana, giudicato fallosamente dall'arbitro Filippo Russo. E sceglie i pali, ci sembra, Michele Mortali, almeno se abbiamo interpretato bene il linguaggio dei segni. Nel frattempo vediamo Lara Visonà, fisioterapista che sta soccorrendo forse il pilone Garziera, arrivato in corso d'anno a irrobustire la prima linea veronese, sembra un problema alla caviglia. C'è anche Filippo Lanzon, preparatore atletico del Verona, che con tutto lo staff sta facendo un ottimo lavoro. Vediamo se riesce a alzarsi zoppicante, vediamo se riuscirà a tenere il campo. Michele Mortali prepara la piazzola e quindi prova a irrobustire il vantaggio veronese con questo calcio piazzato, quando siamo arrivati al 22esimo abbondante. Calcio da sinistra abbastanza più favorevole per un calciatore destro come Michele Mortali, che va a sondare anche il vento. C'è una leggera brezza che soffia trasversalmente. Sicuro l'impatto preciso, ovale che si infila tra i pali per il 17-0 di Verona, che si porta avanti. E Valsugana che deve trovare il modo di reagire, se ne accorge il pubblico giunto da Padova, che prova a incoraggiare i ragazzi in casacca bianco-celeste. Drop alto a portare pressione, ce la fa questa volta a recuperare l'ovale con una buona azione, poi ovale ancora che sfugge. Era stato bravo prima Girardi e poi Baraldin, erano stati bravi a recuperare l'ovale, aprire un varco nella difesa, nella retroguardia veronese su questo calcio d'inizio ben calibrato, spinto in alto dal piede dell'apertura Roger, ma poi nella trasmissione l'ovale è scivolato. Ma vediamo se l'arbitro tornerà sul primo avanti involontario veronese, però è ancora a terra il pilone Garziera, non sappiamo se riuscirà a proseguire e a farsi trovare pronto quindi in questa mischia chiusa che lo attende all'altezza della linea dei 22 metri. Andiamo a vedere intanto le panchine delle due formazioni, con il Valsugana che con il 16 ha Enrico Giulian, con il 17 Nicola Fioravanzo e con il 18 Nicolò Forzin, tutti e tre di prima linea, con il 19 Filippo Chino, con il 20 Matteo Zulian, con il 21 Tommaso Sorgato, con il 22 Alberto Dalle Palle e con il 23 Francesco Giacon. Mentre Verona con il 16 ha Renzo Cornejo, con il 17 Eugenio Bertucco e con il 18 Enrico Galanti, tutti e tre di prima linea, il 28 è Umberto Tedeschi, il 22 Giulio Nadali, con il 19 Simone Soffiato, il 20 Pietro Gentili e il 23 Franco Nastaro. Ci sembra in grado di riprendere il campo Garziera, vediamo adesso legarsi a Zorzetto, Zorzetto poi che abbraccia Linda Tuala, pilone sudafricano,
e quindi si va sul passaggio in avanti volontario del Valsugana con l'introduzione veronese, con ovale per il giovane Leonardo Fagioli. Valsugana che adesso spinge bene, recupera la palla, è un pallone però difficile di Zanatta che in qualche modo lo fa arrivare a Leota, che deve usare il fisico per mantenere il possesso, riesce a mettere l'ovale dietro. Mortali, calcio lungo che viene recuperato però all'indietro da Dinca. Davvero notevole la spingardata di Michele Mortali, ma Dinca che prova un po' a navigare per il campo lo abbraccia come un boa. Zerzetto, bel intervallo adesso con l'apertura che però anche lì non si capiscono. L'ovale finisce dietro gli attaccanti del Valsugana, occasione sprecata, c'era un buon intervallo. Michele Mortali ancora al piede a esplorare qualche zona libera del campo, ma ce la fa ancora Dinca a farsi trovare pronto. Vediamo che cosa sceglie di fare, un contrattacco, viene però respinto all'indietro da Zorzetto e Tuala. Deve ripartire da Parisotto da Roger, palla per Beraldin che sceglie il canale 3 al largo, grande placcaggio in recupero di Verona. Può insistere Valsugana con qualche errore di imprecisione, ma buone gambe, quindi assalto davvero prolungato da parte del Valsugana, che ora si è portato sulla linea di metacampo. Calcetto poi intercettato, recuperato da Giacomo Ambrosi, che riesce ad andare via in mezzo al traffico bianco-celeste, ma poi va a gattonare eccessivamente secondo l'arbitro russo, che mima il gesto del rotolamento eccessivo, e Valsugana che vede premiata quindi la reazione difensiva. Fase concitata del match con grande lotta per l'ovale, alla fine punizione per il Valsugana. Nella disponibilità di Martín Farias Roger, lo chiamiamo Roger, siamo indecisi, chiederemo lumi per non suonare indelicati nella pronuncia durante l'intervallo. E rimessa laterale per il Valsugana all'altezza linea dei 22 metri, ovale che sarà scagliato dal capitano Jacopo Pivetta. Buona questa presa e poi sceglie subito di alimentare il gioco, ma ancora un pallone sparato e perso in avanti. Davvero diversi gli errori di handling, di manualità del Valsugana, che vanifica anche delle buone azioni impostate con buon ritmo, buoni cambi d'angolo e accelerazioni, però vale smarrito più volte proprio nelle fasi di trasmissione, come è accaduto ora in questo passaggio interno del capitano Pivetta, che non è stato raccolto dal compagno in sostegno, e quindi mischia per Verona appena dentro ai 22 metri. Prima Verona ha faticato un po' a tenere la spinta del Valsugana, che sta recuperando fiducia ed energia man mano che passano i minuti. Garziera d'altronde sta giocando zoppicante, vediamo se Verona riuscirà a tenere in questa fase e a uscire dalla propria zona difensiva, quando siamo arrivati quasi alla mezz'ora del primo tempo, sul punteggio di 17-0 per la formazione veronese. Vediamo ora l'ingaggio e calcio di punizione ancora per Verona, perché è andato a terra, dice il pilone Giovanni Canova, mima il gesto in maniera eloquente l'arbitro Filippo Russo, e quindi Verona esce nel migliore dei modi da questo confronto in mischia ordinata e sceglie di giocare al largo per Zanatta, che prova ad andare, trova il sostegno di Liut, che non riesce però a liberare l'ovale per Palazzini. Arriva adesso a Bonafè, che però finisce in rimessa laterale. Ha cercato di sorprendere la difesa patavina. Michele Mortali, aprendo il gioco, anziché calciare la valle in rimessa laterale, aprendo il gioco sul lato aperto,
forse Zanatta poteva anche provare a puntare e passare per sfruttare la superiorità numerica, ha provato a forzare il punto di incontro, ci è riuscito a trovare un sostegno ravvicinato in Liut, che però poi ha avuto difficoltà ad allargare ancora il gioco per Bonafè, che è finito rimessa laterale, quindi rimessa laterale affidata a Pivetta per il Valsugana. Primo blocco, sicura la conquista di Ferrarese. Valsugana che mantiene il possesso, prova ad avanzare con il proprio pack, riesce a conquistare qualche metro. Molto ben impostato questa volta il drive Patavino, palla che ora esce. Baraldin, superiorità numerica con Dinca che serve l'ala, che riesce a sprintare molto bene e ad arrivare in meta. Bella azione del Valsugana, che va a segnare con il più giovane dei suoi ragazzi, con Matteo Pintonello, che ha sfruttato molto bene il lancio in velocità di Dinca. Buona rimessa laterale, drive in avanzamento, quindi è riuscito a attirare uomini, a fare densità, a costringere la densità difensiva a Verona e il Valsugana. Poi ha aperto bene il pallone con un salto del centro, saltato Gritti, Baraldin ha allargato per Dinca, che ha lanciato in piena velocità sull'out sinistro l'ala Pintonello, che è riuscito a bruciare l'estremo Palazzini. Roger che va adesso a mettere altri 2 punti, e Valsugana che, quando siamo arrivati al 31esimo, riapre il match portando il punteggio sul 17-7. Una bella azione, frutto di una buona conquista rimessa laterale, un consolidamento e un avanzamento del punto di possesso con il drive, e poi un'apertura precisa, puntuale, con buona corsa all'esterno. Quindi Matteo Pintonello va a marcare questa meta che rimette in discussione il punteggio. Valsugana alla ricezione ora dell'ovale, nei propri 22. Vediamo il mediano Parisotto che fa insistere i propri avanti, che si stanno organizzando bene in questo drive avanzante. Ovale poi per appunto Parisotto, e ancora una superiorità al largo possibile con Ambrosi che deve arrangiarsi in qualche modo su Baraldin, poi Gritti che viene placato sempre da Ambrosi, prova a alzare ancora il ritmo. Bella per ora Ferrarese, buono però il recupero di Zanatta, placcato però Fagioli, deve essere assistito da Zago. Verona che riesce a recuperare l'ovale, palla dietro per Mortali che sceglie il piede in una buona zona del campo, ovale che arriva alla soglia dell'area di meta, e vediamo cosa sceglierà di fare Dinca. Torna dentro i 22 e poi alza questo calcio che viene ignorato naturalmente da Parisotto, e c'è un calcio di punizione. C'è stato un momento di confusione però dell'arbitro Filippo Russo, che ha punito la presenza del mediano Parisotto nella zona del calcio. Sembrava che Parisotto cercasse di allontanarsi, ma evidentemente non così rapidamente come avrebbe voluto l'arbitro russo, che dopo aver invertito la direzione del calcio di punizione lo assegna a Verona, con Michele Mortali che va a sondare i pali dalla linea dei 10 metri anche lateralmente per riprendere distanza rispetto al Valsugana. Molto buono l'impatto, davvero una prodezza balistica di Michele Mortali,
4 su 4 in questo primo tempo e altri 3 punti preziosi nel carniere antracite, che si porta sul 20 punti a 7 quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questo brillante primo tempo giocato a viso aperto dalle due formazioni. Questa volta calcio corto di Roger, che rimane però dentro ai 10 metri. Grigolon era pronto sul punto di caduta, ma all'interno della fascia proibita dei 10 metri, e quindi si torna a metà campo per questa rimessa laterale. Un tempo nel rugby medievale si usava a far ripetere la squadra che sbagliava il calcio d'inizio, ma evidentemente i tempi sono cambiati. Mischia con l'introduzione veronese proprio sulla linea centrale del campo. Si è fatta molto combattuta la contesa mischia chiusa nelle ultime fasi. Vediamo come andrà. Non tengono l'allineamento le due formazioni. Si torna quindi a ricostruire l'ingaggio. Sembra che Garziera, il pilone sinistro veronese, il pilone italo-argentino, si sia ripreso dall'infortunio alla caviglia. Vediamo come va questo ingaggio. Fagioli pronto all'introduzione. Si legano le prime linee. Tallonaggio di Zorzetto, uguale per Verona, recuperato da Fagioli che sceglie Palazzini. Zanatta, Leota che spinge sulle gambe. Bonafè, placcato poco dopo i 10 metri. Galvani torna ancora all'interno. Recupero dell'ovale e tenuto. Sembrava si fosse isolato in effetti la terza linea veronese. Ottima l'azione difensiva da parte del Valsugana, che ha braccato il portatore veronese, conquistando un calcio di punizione che in questo scorcio di primo tempo consente alla compagine biancoceleste di riaffacciarsi nella metacampo veronese. Vale che taglia la linea laterale non con grande profondità, siamo appena al di là della metacampo. Però da un'azione simile prima Valsugana ha saputo costruire molto bene la sua segnatura. Già un paio di volte che la retroguardia veronese si fa pescare scoperta nello spazio aperto. Valsugana che insiste ora col drive nella spinta, costringe Verona a concentrarsi sul punto e ora fa uscire il pallone. Roger a forzare il punto di incontro, placcaggio di Leota, Parisotto per Gritti, che però usa il fisico, buon il placcaggio di Leota alle gambe, ma ha fatto strada il Valsugana. Parisotto viene placcato da Zago, cerca ancora di crescere e trovare spazio al largo, ce la fa il Valsugana, ma recupera la difesa veronese con Galvani. Insiste però l'azione, la formazione patavina. Roger, passaggio corto, tiene il possesso ora. Parisotto, pallone un po' alto per Baraldin e Gritti, che però riescono a tenere il possesso usando il fisico. Spinge Verona e l'arbitro giudica fallosamente il tentativo di contro break e il calcio di punizione sfruttato immediatamente da Girardi, con ora un cartellino giallo inevitabile per Galvani, a mio avviso. Ha messo una manina a Galeotta e infatti viene invitato da Filippo Russo ad accomodarsi in panchina. Allarga le braccia, ma il fallo ci sta tutto. Ingenuità della terza linea veronese che consente al Valsugana di avere un prezioso piazzato proprio al centro del campo, alla linea altezza linea 22. Vediamo se Valsugana sceglie 3 punti comodi per portarsi sotto nel punteggio, oppure se proverà ad andare per il territorio. Sembra questa l'intenzione, sfruttando anche il fatto di avere un uomo in più rimessa laterale. E certamente una segnatura in finale del tempo, siamo arrivati al 39esimo, consentirebbe al Valsugana di riaprire completamente la partita, portarsi sotto break
che siamo ora sul 20-7, Valsugana che quindi pronto ad armare il suo drive e a varcare i 5 metri che lo separano dalla linea bianca. Vediamo quale soluzione di lancio sceglie. Al centro ha impostato un drive molto efficace, ci sembra Valsugana che spinge e accelera, continua ora con calma ad avanzare, fa ruotare, poi si stacca il portatore, arriva vicino alla linea di meta. Valsugana che può bussare con i suoi avanti, no, grande palla e bellissima finta per Roger che va in mezzo ai pali. Si è fatta trovare totalmente impreparata la difesa veronese su questa uscita della palla. Pensava che Valsugana avrebbe insistito con il suo drive attorno al pacchetto, invece Parisotto ha aperto improvvisamente il pallone. Molto bravo Roger a leggere la difesa disassata, disallineata veronese, a fintare il passaggio e poi a prendersi un'autostrada che lo ha portato a schiacciare in mezzo ai pali per una trasformazione che si presenta assolutamente agevole e che porterà il punteggio sul 20-14, quindi sotto break. Eccolo qui la trasformazione, e proprio su questa ultima azione l'arbitro russo manda le due squadre al riposo. Valsugana che con pazienza, con calma ha saputo reagire alla partenza lanciata veronese e che ora ha riaperto il match all'intervallo. Verona 20, Valsugana 14. A risentirci tra qualche minuto per il secondo tempo di questo appassionante match al Panini Center di Verona.
Ben ritrovati telespettatori del rugby a questo match tra Verona e Valsugana, valido per la penultima giornata del campionato nazionale di Serie A Girone 2. Primo tempo che si è concluso sul punteggio di 20-14 in favore di Verona, che comincia questo secondo tempo con un calcio di punizione comodo dentro i 22 metri, errore abbastanza banale, e Michele Mortali che sceglie ancora la via dei pali, come per due volte Verona ha fatto nella prima frazione, due le mete per parte. Verona che si era portata sul 17-0 con le due mete delle ali Ambrosi e Bonafè trasformate da Mortali, poi il primo piazzato di Mortali, poi la meta del Valsugana con l'ala Pintonello trasformata da Roger, poi ancora un allungo dalla piazzola di Mortali, poi la meta proprio all'ultimo istante della prima frazione dell'apertura a Roger, trasformata dallo stesso mediano di apertura del Valsugana. Verona che prende il palo, incredibilmente ha sbagliato questo calcio dopo aver segnato, e dà lo spazio a Gritti per un contrattacco pericolosissimo del Valsugana. Si immola Palazzini e Valsugana che ora può ripartire a tutto spiano, e anche con il vantaggio di un calcio di punizione sfugge la mano poi la palla a Roger, ma lo vale ancora per il Valsugana. Peccato davvero, forse è andato con troppa sicurezza Michele Mortali, che era stato infallibile nel primo tempo, mettendo a segno anche dei calci da posizioni molto angolate e lontane. Invece un calcio tutto sommato facile, è sbattuto sul palo, è diventato un assist per le gambe e il fisico del centro Gritti, che è arrivato fino ai 10 metri veronesi, difesa veronese che poi è salita in fuorigioco, e calcio di punizione con ora occasione per il Valsugana, che è entrato dentro all'area dei 22 metri e che può subito aggredire la difesa veronese. Ambedue le segnature sono arrivate da rimessa laterale, non però da Rolling Mallo, anche se il drive è stato fondamentale per spostare la piattaforma offensiva, richiamare la difesa veronese, e poi azione al largo, pallone che viene ancora una volta recuperato molto bene dal Valsugana, che elude il tentativo di intercetto veronese, spinge ora con l'ovale con Pivetta che accelera, arriva a scontrarsi con Fagioli, si salva Michele Mortali sul pilone del Valsugana, ancora pericolosissima la formazione Patavina che bussa ai 5 metri della difesa veronese. Vediamo, si lotta con gli avanti, Verona che prova a resistere, conquista un calcio di punizione Valsugana che ancora spinge sulle gambe con i suoi avanti, poi l'arbitro dice non c'è più possibilità, si torna sulla linea dei 5 metri e viene punita la difesa veronese, salita in fuorigioco. Valsugana che dopo aver subito i primi 20-25 minuti veronesi davvero giocati ad altissimo livello, con grande ritmo ed efficacia, ha saputo con pazienza, con calma ricostruire la sua partita, ed ora, quando siamo all'alba del secondo tempo, picchia pericolosamente alla porta del Verona, armando questa rimessa laterale ai 5 metri. Vediamo se Verona proverà a contendere in aria. No, preferisce difendere a terra. Ci sembra ben organizzata l'azione Patavina. Spinge, prosegue, arriva al di là della linea bianca, ce la fa. Ottima azione del pack biancoceleste, che è cresciuto progressivamente nel corso del match e che ora timbra il terzo sigillo del Valsugana, che ha la possibilità di sorpassare per la prima volta Verona, portandosi di un punto avanti se Roger centrasse la trasformazione. Tutto sommato abbastanza agevole. Vediamo di scoprire chi è l'autore della meta del Valsugana, quale avanti ha schiacciato. Abbiamo individuato il giocatore, ma sta dissettando. Dobbiamo individuare il numero di maglia per comunicarvi il marcatore della terza segnatura biancoceleste della partita.
Nel frattempo Roger della Piazzola per superare Verona. Sale Leonardo Fagioli. E Ovale che centra i pali. E Valsugana che si porta avanti per 21-20. Per la prima volta all'inizio del match mette la testa avanti. E Verona che deve ora inseguire, preparando cambi i due giocatori, i due allenatori. Andiamo pronto con il numero 23, Franco Nastaro, alla veronese. Calcio corto di Mortali, preparato da Ferrarese. Ancora una palla al largo, difesa un po' sguarnita, deve andare all'intercetto alto Ambrosi per evitare il soprannumero, ma poi ancora trova spazio il Valsugana che sta muovendo molto bene l'ovale. Roger a tutto gas, Grigolon ancora insiste il Valsugana a scavalcare e va Enrico Giulian. Ecco il marcatore della meta che ha subentrato quindi a Pivetta, è stato lui a marcare la segnatura, il tallonatore subentrato nella ripresa, ed è lui l'autore della meta che porta provvisoriamente Valsugana sul tetto della partita per 21 punti a 20. Nel frattempo cambi decisi da Zain Ansel e Mauro Mariani. Andiamo a prepararsi a entrare con il numero 9 Simone Soffiato, con il 22 Giulio Nadali e con il 23 Franco Nastaro. Quindi Simone Soffiato che va in mediana, luogo di Leonardo Fagioli. Franco ha festeggiato il giovanissimo mediano veronese dai ragazzi dell'Accademia qui sugli spalti del Panini Center. Oggi giornata positiva per le giovanili veronesi, l'Under 19 ha superato per 49-14 la Ragui Rovigo, l'Under 17 è spugnato il terreno del Valsugana Padova per 26-12. Vediamo Nastaro che è entrato al posto di Palazzini e Giulio Nadali al posto di Galvani che non è più rientrato dopo il cartellino giallo del primo tempo. Calcio di punizione di seconda, Zago a lanciare Zanatta che mette la palla a disposizione per Soffiato, Mortali per Leotta, Nastaro che usa subito le gambe, Nastaro sprinta incredibilmente e arriva fino in fondo, incredibile azione, appena entrato, veramente Franco Nastaro ha veramente sciorinato una galoppata di 70 metri per l'entusiasmo del pubblico veronese, ha sorpreso la difesa patavina con questa accelerazione della propria area difensiva. Ha giocato velocemente Verona, un pallone dato per punizione di seconda, mischia ordinata. Mortali ha allargato il gioco, Nastaro ha messo la freccia, ha aperto il gas e dopo una fuga di 70 metri è planato in area di meta per la terza segnatura antracite. E quindi il punteggio ora vede Verona 25, Valsugana 21, con Mortali che prova a riappropriarsi della precisione dopo aver colto il palo proprio in apertura di ripresa con un piazzato agevole. Ora ci prova con questa trasformazione abbastanza angolata. E centra i pali, ritrova la precisione Michele Mortali, altri 2 punti importanti, 27-21, tornano 6 come a fine primo tempo le lunghezze di distanza tra le due formazioni che sono protagoniste davvero di una bellissima partita. A viso aperta si stanno affrontando
le due squadre. Valsugana che naturalmente vuole mantenere la testa del girone per tenere a bada il Vicenza. La classifica in questo momento vede Valsugana quota 65, il Vicenza quota 61, poi Verona 41, Paese 37, Badia 33, Petrarca 31, Tarvisium 25. Nel frattempo prova ancora Verona a ripartire in contrattacco, chiudono Valpolicella con 19 e Casale con 13. Quindi fondamentale per il Valsugana uscire con un risultato positivo da questo match per mantenere la vetta del campionato. Verona che sta però giocando con grande determinazione per conquistare un successo di prestigio dopo un campionato che nella prima parte ha deluso le aspettative, ma che poi ha visto crescere la formazione di Zen Ansel, che è in serie positiva da 4 giornate e che vuole allungare ancora la striscia vincente. Che le Mortali però non trova la touche, Roger che recupera la palla, serve Dinca, anzi Parisotto, eccolo Dinca, se ne va. Il centro, grande contrattacco di Verona che può ancora provare a innescare le gambe di Nastaro. Garziera, un passamano per Lindatvala che decide di non fintare e andare dritto, soffiato. Eccolo qua Nastaro, anzi è Giulio Nadali, viene placcato, vale dietro per Soffiato che chiama i compagni, gioco rallentato ora, quindi si deve pensare Riedo a usare i chili per andare a mettere a disposizione l'ovale, però si isola. È molto buona l'azione difensiva di Marco Girardi, che poi subito Valsugana che riparte velocemente, nonostante il caldo che è uscito. Alimentano un gran ritmo le due squadre. Calcetto di Roger, pallone che rimane fermo lì, l'arbitro poi decide di assegnare un calcio di punizione al Valsugana sul punto di caduta, o forse, anzi no, semplicemente una mischia per la raccolta imprecisa da parte del giocatore veronese. È stato Franco Nastaro l'autore della meta, davvero segnata con una brillantissima accelerazione che per il momento ha riportato Verona davanti nel match, testa a testa tra le due formazioni. Finora ci sembra di aver visto solo un cambio nella formazione del Valsugana, con Enrico Giulian che era entrato al posto di Jacopo Pivetta nel cambio tra i due tempi. Giulian che poi ha segnato la meta del secondo tempo biancoceleste. Mischia, vediamo ora questo ingaggio poco dopo la linea dei 10 metri. Riesce in qualche modo a tenere l'ovale Grigolon nonostante la pressione di Soffiato. Poi Zago, palla spazio largo per Zanatta che prova a incugnarsi e poi serve Leota, un pallone poi lungo per Edoardo Bonafè che prova a galoppare ma viene sospinto fuori in rimessa laterale dal gran recupero dell'ala Leonardo Parisotto. Un'azione simile nel primo tempo, Edoardo Bonafè era riuscito, rompendo il placcaggio, a segnare la seconda marcatura veronese. Questa volta non si è fatto superare Leonardo Parisotto, con un gran recupero alle gambe ha placcato Edoardo Bonafè a 10 metri dalla linea di meta. Qualche cambio ora nelle file del Valsugana, con il 17 ci sembra sia entrato Nicola Fioravanzo, ex anch'egli come Liut aveva giocato a Valsugana. Nicola Fioravanzo cresciuto nel Verona, ma da quest'anno nelle file del Valsugana, dove sta disputando una bellissima stagione il ragazzo di prima linea, classe 1999. Riesce a rubare il pallone però Verona. Lindatvala che usa i suoi chili per andare avanti, Soffiato, siamo poco oltre i 5 metri, palla un po' bassa per Zorzetto che riesce a domarla ed andare ancora al di là. Verona che insiste, spazio chiuso, Mortali per il pilone Garziera, palla per Bonafè che riesce in qualche modo ad alzare l'ovale e vediamo se il giudice di linea convalida. No, ci sembra di no. Consulto ora tra il giudice di linea e l'arbitro Filippo Russo. Siamo proprio qui nell'angolino del
Francesco Cagnin di Venezia, il giudice che segna la meta per Verona. Evidentemente c'era stato una sorta di strano rimbalzo con l'ovale però che è schizzato da Bonafè poi verso il giocatore veronese che ha siglato la meta, ma non ha commesso avanti secondo il giudice di linea Cagnin. E Verona quindi che mette a segno la sua quarta marcatura. E quindi Bonafè che ha servito Giulio Nadali, che è l'autore sul metodo della panchina, terza linea, giovanissima, anche Giulio, ventenne, classe 2001. E Verona che si porta sul 32-21. Questa volta viene scentrata la trasformazione da Michele Mortali, che non riesce a aggiungere altri 2 punti. E quindi Verona che si porta a 11 lunghezze. Ma Valsugana ha già dimostrato nel corso del match di saper risalire la china. E quindi partita che entra nella fase ora più viva quando siamo al 54esimo. Alza questo drop alto alto che sfugge a Liut, lascia giustamente l'ovale con anche il vantaggio al Valsugana, l'arbitro, ingenuità veronese. E il Valsugana che può subito andare a portare pericolo con il pilone Michelotto. Ora ovale lento, Parisotto, Roger, Beraldin che trova un ottimo varco, poi pallone un po' buttato via e riesce a usare il piede Giacomo Ambrosi per portarsi nella metà campo. Roger però sosveglia il pallone, eccolo qui, poi scarica per Dinca che sceglie di non calciare, viene placato molto bene da Leotta, prova a forzare il punto di incontro Verona, bravi però nell'assistenza i Roger e Leonardo Parisotto. Beraldin, un calcio passaggio un po' avventuroso, in qualche modo viene però trattenuto a fatica. L'arbitro russo allarga le braccia, si può giocare. Verona alla caccia dell'ovale, soffiato, prova a danzare Zanatta per trovare spazio. Verona che può provare ora a aprire la palla al largo con un passaggio però nella rete per Michele Mortali, che si trova accerchiato da giocatori biancocelesti. Ancora Riedo che però si isola, ma l'arbitro dice si può giocare, la palla è lì. Buona la palla per ancora Giulio Nadali, anzi Nastaro, che questa volta però viene placcato e ovale passaggio in avanti. Era ripartito con tutto lo slancio Franco Nastaro, galvanizzato dalla segnatura che ha rovesciato l'inerzia del match nel secondo tempo, ma questa volta ha fatto buona guardia la difesa biancoceleste, fermando l'estremo veronese, che poi nell'andare a terra ha smarrito il controllo dell'ovale, quindi si riprenderà con una mischia ordinata a favore della compagine patavina quando ci stiamo avvicinando alla metà del secondo tempo, alla conclusione del terzo quarto. Tra un po' probabilmente ci sarà un altro momento di water break, ma in questo momento il momento di stop, anche se ne approfittano le due squadre per dissettarsi, è dovuto ai soccorsi, ci sembra, a un giocatore veronese che sembra essere Tronatore Zorzetto, forse ha ricevuto un colpo al collo. Vediamo se riuscirà a riprendersi. Pronti nel frattempo altri cambi ai bordi delle panchine. Pronto Lorenzo Cornejo col 16 a entrare in prima linea per Verona. Pronto con il numero 19 Filippo Chino con il suo caschetto a entrare in campo. Filippo Chino classe 2000. Non vediamo chi
chi è uscito forse ci sembra Grigolon, se non vediamo male siamo un po' lontani, ma ci pare che il numero 8 biancoceleste si sia seduto al di là della linea laterale e quindi abbia lasciato il suo posto a Filippo Chino, mentre non è ancora entrato il pilone veronese Renzo Cornejo, che ancora staziona nei pressi della panchina. Mischia nel frattempo. Vediamo questo ingaggio a favore di Valsugana. Verona che spinge, ruota la mischia. E calcio di punizione questa volta conquistato dal Valsugana. Un disassamento irregolare, secondo Filippo Russo. Forse da parte dell'India Latvala, che ha fatto ruotare, dice Russo, volontariamente la mischia. E quindi viene punito. Roger che va a trovare campo profondo, con Ovale che taglia la linea laterale altezza metà campo, ed ecco ancora Cambi, un altro ex veronese, anzi Nicolò Forzin, pronto a entrare nelle file bianco-azzurre, bianco-celesti, numero 18, classe 1998, uscito nel Cus Padova, anche lui per diverse stagioni a Verona e ora nelle file del Valsugana. Ecco il cambio per Verona con l'uscita del talonatore Davide Zorzetto, autore di una buona prestazione. Al suo posto Renzo Cornejo con il 16, cambio anche nelle file biancocelesti. Ecco Nicolò Forzi che dà il cambio a Davide Michelotto. Quando siamo entrati nell'ultimo, quasi nell'ultimo quarto del match, e quindi giustamente gli allenatori danno respiro ai giocatori di prima linea. Messa laterale conquistata molto bene da Marco Girardi, che poi diventa il timone di questo drive. Parisotto, palla per Gritti, che manda dentro a Beraldin, che trova un gran break, e poi un pallone un po' alto per Dinca, ma che può lanciare Leonardo Parisotto, che dice di aver segnato. Vediamo l'arbitro cosa dice. È ancora il giudice di linea chiamato a decidere, sempre Francesco Cagnin di Venezia, che deve pronunciarsi. Bisogna capire se è riuscito a toccare l'ovale prima di essere sospinto in rimessa laterale. E vediamo che l'arbitro comanda una mischia. Si spiega Cagnin con i ragazzi del Valsugana che guardano un po' costernati. Leonardo Parisotto che aveva alzato il braccio vittorioso, convinto di aver toccato, ma evidentemente ha perso il controllo dell'ovale all'ultimo istante. E quindi mischia importante per Verona, che nell'ultimo ingaggio ha subito un calcio di punizione, che ora deve uscire dalla sacca in cui si trova nell'angolo dei 5 metri. Traduzione Simone Soffiato, spinge il Valsugana, crollano le mischie, si deve rigiocare. Pubblico del Valsugana che intuisce il momento cruciale del match, quando siamo arrivati al 20° e si entra appunto negli ultimi palpitanti 20 minuti di gara, e quindi sostiene, incita i propri beniamini, e Verona chiamato a resistere, a uscire ora da questa situazione difficoltosa. Cerca una mischia stabile, un'uscita rapida, e poi il piede o di Soffiato o di Michele Mortali. Filippo Russo però vuole vederci chiaro in questo ingaggio. Sono rinnovate le prime linee con Fioravanzo, Forzin e Giulian per il Valsugana, Tvala e Garziera che sono ancora in campo per Verona, e il nuovo allenatore Renzo Cornejo in luogo di Davide Zorzetto. Non riesce a andare giù Enrico Giulian,
quindi ancora una pausa, mischia delicata. Nel frattempo vedete con il numero 19 Filippo Chino che ha preso il posto di Nicola Grigolon, e con il numero 8 è scalato Lorenzo Sturaro con il numero 7 a chiudere la piramide del pacca bianco-celeste. Parte Zago, va a centrare Leonardo Parisotto, punta alla spalla dell'ala patavina, poi palla dietro per Mortali che sceglie un sinistro lungo che però rimane in campo e lo prende Roger, che viene placcato in qualche modo dalla difesa veronese, ma ancora Beraldin. Bello questo calcio profondo che viene recuperato da Giacomo Ambrosi, che decide però di annullare per non correre rischi e si ripartirà con un drop dalla linea di meta. Sta giocando molto bene anche il tre quarti centro vice capitano Tommaso Beraldin, che alterna penetrazioni con il suo fisico a soluzioni diciamo così più creative, ricerca di calci passaggi, e ora anche questo calcetto profondo a far suonare la campanella di pericolo d'allarme per la difesa veronese. È stato costretto Giacomo Ambrosi ad annullare, si ripartirà quindi con un calcio di rimbalzo dalla linea di meta veronese affidato a Michele Mortali, ma nel frattempo water break per le due squadre che possono rifiatare per prepararsi allo sprint finale di questa partita appassionante che vede Verona avanti per 32-21, 4 le mete antracite, 3 quelle del Valsugana. Quattro mete di cui 3 trasformate e poi 2 piazzati. 3 le mete invece del Valsugana, tutte e 3 trasformate dal mediano di apertura Martin Farias Roger. E si ritorna quindi in campo per questo finale davvero di questo match bellissimo che si sta disputando qui sul prato del Panini Center, cuore del grande impianto veronese che ospita l'Academy per ragazzi under 17 e under 19 ed è completato da altri 3 campi più un campo interno, con l'investimento della presidente del Verona Rugby, Raffaella Vittadello, che ha dotato il nostro rugby di questo impianto che la scorsa domenica ha ospitato, anzi lo scorso sabato, il match under 19 tra Italia e Inghilterra, arbitrato proprio da Filippo Russo, che oggi arbitra questo match. Nel frattempo carica, forse è rientrato, forse Grigolon ci sembra di aver visto. Nel frattempo avanza ancora Valsugana alla porta dei 22 metri. Giacomo Riedo si abbranca al portatore patavino, alla fuori. Buona questa azione per Gritti, ma prende bene il tempo Edoardo Bonafè. Deve retrocedere un po' il Valsugana, che però insiste ancora. Ora con Enrico Giulian. Viene placcato Beraldin, che elude il placcaggio di Simone Soffiato. Parisotto, Gritti, placcato da rotola un po', ma dice che va tutto bene l'arbitro Ferraresi a usare i suoi chili. Parisotto cerca spazio, ce la fa andare via in qualche modo e palla al largo, ancora pericoloso Valsugana che entra nel cuore dei 22. Parisotto, palla un po' alta per Nicola Forzin, che riesce però a resistere, mette l'ovale a disposizione e poi ancora insiste sul punto. Avanza Verona, che sta giocando con un uomo in meno per un infortunio occorso. Roger mette la palla dietro, superiorità al largo. Beraldin, gran placcaggio alle caviglie di Simone Soffiato, ma è ancora il Valsugana a insistere. Cambia lato. Roger, placcato da Cornejo. Battaglia furibonda quando siamo a pochi centimetri ormai dalla linea di meta veronese.
ancora non passa. Valsugana che però è veramente vicinissimo, prova a insistere con il proprio avanti, la formazione di Padova. L'arbitro dice la palla è ancora lì, palla vediamo al largo, superiorità, Gritti, spinto indietro dal placcaggio di Simone Soffiato, ma è ancora lì Valsugana, è ancora lì a insistere, a non mollare, a cercare questa meta che riaprirebbe ancora una volta questo match infinito. Vediamo, si abbassa l'arbitro russo e dice no, tenuto alto. Sospiro di sollievo sulle tribune del Panini Center per la parte veronese. Arrivano soccorsi dalla panchina. Grande tenuta davvero da trincea della difesa veronese. Sono stremati i ragazzi di ambedue le squadre che hanno lottato davvero a viso aperto in questo scontro di opliti, di fanteria pesante a pochi metri, a pochi centimetri dalla linea bianca. Alla fine un tenuto alto e si ripartirà con un calcio di rimbalzo da dietro la linea di meta. E i cambi nel frattempo, vediamo che l'arbitro però non fa entrare i cambi, erano pronti Galanti e Bertucco, vuole vederci chiaro nei cambi. Calma, dice, ecco Enrico Galanti per Linda Tvala, autore di una ottima partita, pilone sudafricano, e ci sembra pronto anche con le 17 Eugenio Bertucco, detto Gigi, ed esce Ulisse Garziera, quindi Bertucco che andrà tra l'unatore e Cornejo che passerà a pilone sinistro, e invece Enrico Galanti classe 2002 andrà a pilone destro. Calcia naturalmente più lungo possibile Mortali, ma pallone recuperato da Parisotto, palla per Roger, una finta e poi una penetrazione verticale, spazio per Forzin che viene placato da Bertucco, insiste sull'asse, è entrato anche con il numero 20 Matteo Zulian che si mette subito in luce. Ancora Forzin, viene placcato da Isaia Leota, siamo all'interno dei 22 metri, respinto indietro Girardi, Giulian, Ovale ancora saldamente in possesso del Valsugana che ora cambia lato, prova per via centrali, deve tornare fuori dai 22, ma c'è un vantaggio importante. Placcaggio di Leota a Gritti, placcaggio fragoroso, è rimasto un po' sulle gambe Gritti che però ha assorbito bene il placcaggio, ma soprattutto calcio di punizione per placcaggio alto, mima Filippo Russo. E vediamo cosa sceglie, naturalmente sceglierà di andare per il territorio. E altra buonissima opportunità, è riuscito prima Verona a resistere all'assalto all'arma bianca, bianco-celeste ai 5 metri, ma ora si ritrova ancora lì, dopo aver incassato questo calcio di punizione, punteggio 32-21, quindi 11 punti di distanza. Ma una segnatura può riaprire tutto quando ci sono ancora 13 minuti di palpitante rugby da vivere qui al Panini Center. Lancio di Giulian per Sturaro, arma il drive, prima vittorioso il Valsugana, prova a resistere Verona, ci sembra però avanzare e arriva, forse in maniera fin troppo facile, arriva in maniera forse fin troppo facile a segnare il Valsugana. Facciamo fatica questa volta a dirvi chi è l'autore della meta, era davvero molto compatto il pack
padovano. Chiediamo a Sara Squassabia, che è la cameraman che sta riprendendo le riprese, poi chiederemo se riesce a individuare il giocatore che ha schiacciato. E ora la trasformazione importante, noi siamo 32-26, 6 punti di distacco, ma c'è la possibilità di aggiungere altri 2 per il Valsugana e portarsi a 28, che significa comunque aver incassato in ogni caso il bonus mete e naturalmente anche in questo caso, in questo momento, il bonus difensivo. E entra, quindi rimane a stretto contatto, 4 punti soltanto di distanza, e Verona che cambia ancora, prova a mettere dentro anche con il numero 20 Pietro Gentili, piano di apertura quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti del match. 2 palloni in campo. Ecco il cambio, esce Antonio Zanatta, col quarti centro, cresciuto nel Mogliano, autore di una buona partita, è stato tormentato dagli infortuni nella prima parte dell'anno e ora sta trovando una buona continuità. Ovale per Michele Mortali, calcia un drop che arriva dentro i 22. Forzin, ovale a disposizione di Parisotto, palla per Sturaro, perde però la merenda, passaggio improbabile di Cornejo, ma lascia correre l'arbitro. Michele Mortali, Verona che ora può avanzare, Gentili che manda Giulio Nadali, Gentili, Leota, Zago, palla larga per Bonafè, che però questa volta cambia ancora all'interno, prova a eludere vari giocatori, poi va a terra, soffiato, c'è passaggio in avanti perché sul placcaggio è arrivata una mano del Valsugana a spingere il pallone involontariamente in avanti. Edoardo Bonafè si rialza, ha provato a cercare spazi all'interno con side step verso il centro dei pali, ma ha fatto buona guardia la difesa padavina, alla fine ha dovuto arrendersi, mettere la Valle a terra, poi sulla trasmissione al compagno intercetto involontario in avanti da parte del Valsugana, mischia per Verona, che dovrà sperimentare ora la nuova prima linea con Bertucco talonatore, Cornejo a sinistra e Enrico Galanti a destra, mentre Giuliani è affiancato da Fioravanzo e Forzin per la prima linea patavina. Siamo al 31esimo della ripresa, 71esimo, 32 Verona, 28 Valsugana, partita bellissima, totalmente aperta. Nel frattempo crampi per Mattia Zago, numero 8 veronese, esausto, che sta cercando di trovare un po' di sollievo ai muscoli affaticati, come anche Thomas Parolo. Cercano di farsi forza, ragazzi veronesi, davvero in questi ultimi 10 minuti le squadre sono molto lunghe, molto aperte, può succedere di tutto in questo finale, di questo match palpitante che ha visto le due squadre realizzare 4 segnature per parte. E Verona ora avanti solo per 4 lunghezze, mischia con, ci sembra, introduzione veronese. Vediamo Mattia Zago che va a chiudere il triangolo antracite, non trovano il tempo giusto le prime linee per andare giù insieme, vediamo se trovano un accordo. Vanno all'ingaggio, avanza Verona, però l'arbitro fa ripetere, sono sulla spinta, sono crollati poi sia Galanti sia Nicolò Forzin. Vediamo che Giulian va a chiedere lumi all'arbitro. Nel frattempo Mortali e Gentili che si alternano in cabina di regia. In questo momento Mortali però è centro al fianco di Isaia Leota, mentre Pietro Gentili
svolge le funzioni di apertura, ma è fondamentale per Verona ora avere questo possesso dalla piattaforma della mischia ordinata, all'altezza dei 22 metri. Vale che rimane lì, poi esce Gentili, manda Leota dentro che sceglie la forza, ma viene placcato bene da Gritti. Prova ancora Verona a forzare il punto d'incontro. Zago. E calcio di punizione. E parte subito Valsugana, sfruttando lo spazio al largo. Ottimo placcaggio di Ambrosi, ma Valsugana che è tornato padrone del possesso e che può attaccare ora con Ferraresi. Roger, passamano per Gritti, placcato da Liut. Ancora insiste Giulian, che è entrato molto bene in questa ripresa. Sturaro, placcato da Giulio Nadali. Però un placcaggio forse senza palla, una spinta, ecco, una spinta. Davvero Verona dovrebbe evitare questi falli sostanzialmente inutili. Una spinta giocatore senza palla che regala un ovale prezioso a Roger, che calcia bene, arrivando alla porta dei 22 metri. Valsugana era a metà campo, doveva portare avanti il pallone per 50 metri e invece così si trova a percorrerne 22 quando mancano ormai 6 minuti alla fine e qualche spicciolo alla fine della partita, e Valsugana ha un'altra buona opportunità con una rimessa laterale all'altezza di 22 metri. Manca l'ovale nel frattempo, deve andare Giacomo Ambrosi a cercarlo, eccolo là che è arrivato. Verona che non ha più provato a contendere in contesa aerea, l'ovale aspetta a terra, ma per 2 volte il drive, eccolo invece, ci ha smentito subito Parolo, ma l'ovale rimane in qualche modo forse al Valsugana, che può ripartire impostando una rolling maul. Poi viene trascinata a terra, recupera la palla Verona, Riedo che sceglie un passaggio lungo per Leota, che scaglia una pedata lunga ma troppo centrale, che viene recuperata da Dinca, che sceglie ancora le mani e le gambe di Roger, che guarda l'azione, poi scatta e cerca di andare via, riesce a mettere la palla a disposizione. Parisotto che danza tra le maglie antracite, c'è un fischio dell'arbitro. Quindi una mischia, c'è stata una sorta di scontro involontario con l'arbitro. Forse aveva vediamo questa mischia, questa volta con introduzione a favore del Valsugana. Mischia che ruota e calcio di punizione per il Valsugana. E ancora andrà quindi rimessa laterale Valsugana. Stesso problema, cioè avete spinto lateralmente, Michele Mortali protesta un po' con Russo. In realtà sembrava che fosse abbastanza, come dire, sciolta anche la prima linea del Valsugana, ma evidentemente la rotazione non è stata regolare e quindi Se mi vedi in campo con la mamma di Vladimir, dici e quindi Valsugana che ora ha di nuovo la possibilità, quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco, di portare l'assalto alla linea di meta veronese. Nel frattempo cori di incoraggiamento dall'una e dall'altra parte sulle tribune per questo finale palpitante. Primo blocco per il Valsugana che arma ancora il suo drive, chiama il tempo l'arbitro russo. Valsugana che mette tutti dentro, che prova a spingere. Ruota il pacchetto
poi forse arriva a terra, ancora in possesso del Valsugana l'Ovale, che quindi può insistere nell'azione con i suoi avanti quando siamo all'altezza dei 5 metri. È vicinissimo Valsugana davvero alla meta che potrebbe risolvere la partita. Vediamo che riesce ancora a resistere per il momento Verona, ma Valsugana bussa con sempre maggiore insistenza quando siamo veramente a pochi centimetri dalla linea bianca. Riparte Forzin e arriva quando siamo al 38esimo, meta che riporta Valsugana ancora sul tetto del match, e Valsugana che quindi va a segnare una meta decisiva per questa partita, portandosi sul 33-32, in attesa della trasformazione. Tanto che la disciplina era una chiave di lettura fondamentale. Verona per 2 volte ha commesso dei falli che hanno consentito al Valsugana di affacciarsi nei 22. La prima volta è riuscita a risolvere la situazione, la seconda su una contestata interpretazione della mischia chiusa ha trovato la rimessa laterale vittoriosa e dopo un bussare feroce ha consentito al Valsugana di portarsi in vantaggio di 1 punto per il momento, 33-32, in attesa della trasformazione affidata a Roger, e poi ci sarà soltanto 1 minuto di tempo, forse anche meno, per Verona per provare a recuperare la partita. Importante questa trasformazione perché potrebbe dare un pochino più di tranquillità in realtà, e quindi costringere Verona, se dovesse voler vincere la partita, ad andare oltre il calcio piazzato, che darebbe solo il pareggio. Sembra, però esce un solo punto, non ce la fa, era stato molto preciso Martín Farías Roger. Nel frattempo grande incitamento sugli spalti, ultimo minuto di gioco, vediamo come Michele Mortali deciderà di giocare questo drop di invio, se lungo o alto e corto, molto importante. Lo recupera Verona, importante questo possesso. Galanti che va dritto per dritto, ancora Soffiati, cambia lato, Cornejo in mezzo alla difesa, al limite la difesa di Girardi, preso un po' alto Leota, ma calcio di punizione per Verona, ed ora tutto si gioca in questo calcio piazzato. Nicolò Forzin che viene un po' rimproverato dai suoi amici, dai suoi compagni, ma in realtà lui dice: io l'ho placcato, non sapevo cosa fare, mi sembrava di essermi allontanato. Nel frattempo qualche guaio alla schiena di Isaiah Leota. Quando siamo al 40esimo, e Michele Mortali ha nei piedi. Ragazzi, calma, calma. Finitela. No. Avete questa maglia qua addosso? No, lo stile lo si vede anche adesso. Basta. Sosteniamo i nostri colori, ma non polemizziamo con gli avversari. Centra i pali Michele Mortali nel silenzio tombale. L'arbitro dice: piano, c'è ancora un minuto. E quindi si prosegue. Vediamo se Verona riesce a conquistare questo pallone. Ce la fa con Liut che prova a evadere, a fare strada con Liota, viene placcato e mette la palla a disposizione. Verona che deve resistere, prova a ripartire, prova naturalmente a forzare il punto di incontro Valsugana. Vediamo se sceglie di andare per la rimessa laterale Michele Mortali,
che calcia la palla fuori e finisce qui la partita con il Verona che vince per 35-33, un match davvero palpitante, bellissimo tra le due formazioni, davvero hanno giocato con tutto quello che avevano le due formazioni, con grande animo, grande slancio. Verona che tendenzialmente è stato spesso avanti nel punteggio, ma Valsugana con forza, con tenacia era sempre riuscito a ricostruire la partita, riportarsi in vantaggio, ad assegnare a pochissimi minuti la meta che sembrava quella decisiva, e invece poi il piazzato di Michele Mortali ha deciso questo match 35-33, 2 punti comunque preziosi per la classifica di Valsugana e vittoria di prestigio per Verona. Da Davide Adami e da Sara Squassabia e da Andrea Febi un caro saluto qui dal tribune del Penny Center per questa partita veramente che ha onorato il rugby di Serie A. In bocca al lupo al proseguo delle due formazioni e arrivederci. Ciao Davide. Ciao Davide. Allora ti sentiamo su YouTube, vero? Come si chiama questo premio? Anna Lu Paiano. Sento su YouTube. Sì. Anna Lu Paiano. Che arriva, perché c'è un po' di dietro. Che arriva Anna Lu Paiano? Se la vedi in campo, la mamma di... Vuol dire che rida?